Oltre 300 parti civili, 130 udienze, numeri del maxi processo ex Miteni e PFAS iniziato 4 anni fa che si appresta alla fase finale, sentenza fissata per il 26 giugno. La richiesta totale di pena dei pubblici ministeri per 9 dei 15 imputati è stata di un totale di 121 anni e 6 mesi. E intanto le mamme no PFAS, che negli anni hanno promosso diverse iniziative per sensibilizzare su vari temi legati all'ambiente, tornano a far sentire la loro voce e insieme ad altre associazioni ambientaliste a promuovere una fiaccolata serale in attesa della sentenza. Ci sarà una fiaccolata il 20 giugno alle ore 21 davanti al Tribunale di Vicenza. Invitiamo tutti a partecipare e prima della sentenza che sarà il 26 giugno. Ci aspettiamo una sentenza equa, non la chiedono le mamme no FAS, la chiedono tutti i cittadini. Ci aspettiamo la bonifica che non deve essere dimenticata, la bonifica del sito Miteni. Chiediamo che inquinare diventi reato.